Lascerei la parola al nostro narratore di Venezia, Alberto Tosofei, con delle storie incantevoli. Lanciamolo. Vai. Grazie ragazze. Allora, ancora una storia legata a un luogo, come abbiamo ormai fatto già e siamo abituati a fare. Questo luogo è un sottoportego, si chiama Sottoportego dei Preti alla Bragora e ha una particolarità. Sulla sua sommità, è un bassissimo sottoportego, ha un cuore in pietra e su questo cuore c'è una storia molto particolare che ci parla di una sirena. Parliamo di un tempo in cui la fantasia e la realtà delle cose si fondono fino a diventare una cosa sola. È questo il tempo in cui alla Bragora vive un ragazzo molto giovane, Orio, che fa il pescatore e che ogni notte esce a pesca riportando la mattina in campo della Bragora il suo pescato per venderlo al mercato. Una notte la rete è pesantissima e Orio è soddisfatto. Una rete pesante significa buona pesca e tira con tutte le sue forze, ma la rete non sale. Ed ecco che Orio dà un ultimo strattone e dall'acqua e dal buio della notte sente una voce provenire dal mare. Lasciami andare, ti prego, non voglio farti del male, ma anche tu non farmene. Orio è grande e grosso, ma si spaventa e certo cade seduto sulla barca e dice chi sei? Tu sei una strega. Ed ecco che dal bordo della barca due bellissime mani e poi un dolcissimo viso con una fila di denti meravigliosa si alza in una risata cristallina. Ma no, che strega è strega, amico mio. Sono una sirena, mi chiamo Melusina. Ed ecco che una bellissima coda di pesce si alza sul fianco della barca. La ragazza è una sirena, lui è un uomo, ma i due si innamorano subito ed ecco che trascorrono tutta la notte, le notti successive, incontrandosi sulla spiaggia di Malamocco. Quando arriva mattina, Melusina con due colpi di coda gli riempie la rete e lui può andare al mercato. Una cosa però, lei gli ha chiesto di non andare a trovarla il sabato. Ma il secondo sabato Orio non ce la fa, va comunque in spiaggia. È lì che aspetta, lei non arriva e se ne sta quasi per andare quando un grande serpente di mare esce da degli scogli, gli passa accanto e si inabissa tra le onde. Lui sta scappando e una voce esce dalle onde, è la voce di Melusina. Pazzo, perché sei venuto? Ti avevo detto che di sabato non dovevi venire. Di sabato io sono vittima di una maledizione che mi costringe a trasformarmi in serpente. Ma se tu mi sposerai, allora anche io acquisterò un paio di gambe. Sarò una ragazza della terra. Orio non ci pensa un secondo, di quella donna è innamorato, se la sposa e avviene così come ha detto. Ed è un bel matrimonio, è un buon matrimonio e in poco tempo dà il frutto che ogni matrimonio dovrebbe dare, 1, 2, 3 figli. Orio ha una famiglia numerosa, lavora per sfamarla, ma ogni tanto le storie degli uomini e delle donne vengono fermate da un ma, e il ma di Orio è la malattia di Melusina. Melusina si ammala e in breve tempo muore. Muore e chiede di essere sepolta dal suo uomo nel mare, quello stesso mare nel quale l'aveva pescata anni prima. Il pescatore è disperato. Non di meno ha una famiglia numerosa da sfamare, esce ogni notte a pesca e quando torna però al mattino i figli sono curati, la casa è pulita e lui silenziosamente dentro di sé ringrazia una vecchia vicina di casa che forse segretamente lo sta aiutando e tutto procede bene fino a che arriva un sabato. Orio esce di casa e poi rientra perché ha dimenticato qualcosa e in cucina trova un enorme serpente. Prende un'ascia con cui taglia la legna e gli mozza la testa. E lo fa vedere ai vicini e gli dice: guardate che fortuna ho avuto perché non dovevo tornare a casa, ma se non fossi tornato a casa che cosa avrebbe potuto fare questo serpente ai miei figli? Ma da quel momento i bambini non sono più così curati, la casa non è più così pulita e Orio capisce che cosa è avvenuto. Ha proibito a Melusina di tornare nell'unica forma che le fosse concessa, quella del serpente. A ricordo di questa storia d'amore strana e struggente, a Venezia, in Sottoportego dei Preti alla Bragora, là dove abitavano i due, esiste ancora un grande cuore di pietra che i veneziani conoscono come il cuore degli amanti, della sirena e del pescatore e che toccato aiuta a trovare il vero amore. Grazie.